Siamo ritornati a Venetico Superiore perché tra pochi giorni questo borgo in provincia di Messina ospiterà nuovamente la festa della vendemmia, una grande festa con tanti momenti da vivere. Siamo in compagnia di Marica che fa parte dell'associazione. Sì, faccio parte dell'associazione fin da quando l'abbiamo creata, formata. Siamo più di 40 elementi, tutti uniti tra di noi, che ognuno fa quello che può e dà una mano per valorizzare il paese. Ecco. E tra i tanti eventi che organizzate c'è la festa della vendemmia. Sì, c'è la festa della vendemmia che ormai è arrivata all'11ª edizione. Quest'anno, come tutti gli anni, cominceremo con la pigiatura, faremo vedere ai bambini, ai più piccoli che non hanno visto mai come si pigiava una volta l'uva, come si faceva il mosto e poi tante altre belle iniziative. Ecco. Qui abbiamo il signor Sfameni, presidente dell'associazione da qualche mese, da circa un anno. Sì, da circa un anno, poco meno di un anno. Intanto buongiorno a tutti. L'associazione è nata nel 2011, già questa è l'11ª edizione della festa della vendemmia e voglio precisare che la pigiatura dell'uva viene fatta dopo aver lavato i piedi ai ragazzi. Poi vi ringrazio anche voi che siete intervenuti per far sì che questa festa sia ancora di più come si deve. Vi invito a venire a partecipare a questa bellissima festa che sarà il 28 di settembre dalle ore 16 a gustare panino con la salsiccia, maccheroni e mostarda. Questa è la piazza principale? La piazza, sì, principale. La sessione si svolgerà poco distante da qui. Distante un'altra piazza, un po' più grande, ma è una bella piazza pure. Programma a partire dalle ore 16 con la pigiatura dal vivo, quindi vedremo qualcosa che in tanti stanno dimenticando, perché vedere l'uva pigiata con i piedi a piedi scalzi non è una cosa che capita ormai tutti i giorni. No, assolutamente, forse ad oggi non capita più, quindi noi, essendo che comunque vogliamo valorizzare il territorio, le belle tradizioni e portare avanti queste belle tradizioni, è giusto far conoscere quello che hanno fatto un giorno i nostri antenati. Quindi noi, pensando a questa festa, vogliamo far rivivere proprio la vera tradizione della pigiatura dell'uva. Quindi i bambini, chi vorrà entrare, anche gli adulti, si laveranno giustamente i piedi e poi entreranno con me o con chi ci sarà dentro la vasca a far vedere come si pigerà. E poi da lì ci sarà, prenderemo l'uva schiacciata per ripassarla nel torchio e uscirà il mosto, che poi andremo a fare la mostarda. Ecco, la mostarda è come si faceva una volta. E da lì ci sarà un palmento provvisorio in piazza all'aperto? Esattamente, ci sarà il palmento che noi andremo a realizzare qualche giorno prima, perché comunque il lavoro è tanto. Una persona, chi viene a vedere il lavoro già svolto, però siamo in movimento da circa un mese e nei giorni prima saremo ancora più in movimento. Ecco. Naturalmente ci saranno tanti altri momenti da vivere fino a tarda serata. Sì, ci saranno tanti momenti da vivere, tanti show. Ci sarà Luciano Fraida che tutti conosciamo, chi più chi meno, con il suo show farà divertire, farà ballare, farà delle gag. Poi ci saranno gli artisti di strada, che è una compagnia che verrà dal catanese, gli Ocularis si chiama, di arti circensi. Dopodiché la corsa delle botti, la sagra, i maccheroni alla norma, che andremo a vedere comunque la realizzazione di come si fanno, il panino con la salsiccia e il vino locale comunque. Non manca nulla, Presidente. Ecco, sappiamo che siete già al lavoro, gli uomini e le donne dell'associazione sono già impegnati per realizzare questa manifestazione che si svolgerà il 28 di settembre qui a Venetico Superiore. Stanno già lavorando per preparare i maccheroni con il buco, con il ferretto, come si faceva una volta. Tra poco andremo a vedere la preparazione con Valentina. Sì, diciamo che già stiamo preparando i maccheroni col buco, come si suol dire, proprio fatti da signore che hanno un'esperienza particolare. Dopo di ciò andremo sicuramente a vedere come si fa la mostarda e poi come ci sono altre piccole preparazioni che come poi vedrete in seguito. Io volevo anche ringraziare, devo essere sincero, i vecchi predecessori come presidente dell'associazione, la dottoressa Tiziana Lesci e la signora Romano Emanuele, che prima di me hanno fatto veramente una bella associazione. E allora non resta altro che andare a vedere da vicino la preparazione dei maccheroni con il buco. Vedremo anche come si prepara la mostarda come una volta, quindi con la cenere e con il mosto.
e poi ritorneremo per fare le conclusioni di questa piccola anticipazione della festa della vendemmia che taglia quest'anno il traguardo delle 11 edizioni. Tu ci sei stata sin dall'inizio? Sì, io ci sono stata fin dall'inizio, sempre lì sul palmento a far pestare i bambini, ricordando, anche se sembro giovane, però fondamentalmente non lo sono, perché ormai rivivo anch'io quello che ho vissuto da piccola, quindi è bello tramandare queste belle cose. E in compagnia di queste splendide signore oggi faremo un po' un tuffo nel passato, vedendo dal vivo la preparazione dei maccheroni fatti in casa. Intanto le facciamo presentare, quindi i vostri nomi. Grazia. Agata. Angela. Allora, avete allestito un angolo meraviglioso che ci riporta un po' quasi nelle case di una volta, dove spesso, direi spessissimo, si faceva la pasta fresca. E qual è la pasta nostra della tradizione? I maccheroni, signora? I maccheroni, sì. I maccheroni al ferretto. Maccheroni al ferretto, sì. Quando si preparavano i maccheroni, ci voleva un'occasione speciale? Natale, Capodanno, pure Carnevale. Questi io mi ricordo, io non... Altre occasioni, no? occasioni, Qualche occasione che magari necessitava di fare qualcosa di caratteristico e quindi ci si adattava a fare qualcosa di particolare, perché comunque richiede tempo per farle, quindi era impegnativo, però il prodotto poi era ottimo. Di sicuro un lavoro così lungo serviva poi a mettere insieme tutta la famiglia, a radunare tutti attorno alla tavola. Certo, perché chi impasta, chi poi fa le palline, chi Fa il sugo. fa il sugo. Insomma, serve collaborazione. Ecco, certo. Era una piccola festa di famiglia, comunque era una forma di aggregazione, per cui si coinvolgevano grandi, piccini, e ognuno dava la propria mano, ecco, era un momento di sinergia. Allora, vediamo intanto gli ingredienti che servono per fare maccheroni in casa. Gli ingredienti sono la farina e l'acqua, solo questi due ingredienti ci vogliono. Quindi questa è la versione più tradizionale, senza uova, senza olio. Senza niente, solo farina e acqua. Vogliamo dire che tipo di farina? Farina di semola. Quindi semola, di grano duro e acqua, due ingredienti. E poi per dare la forma ai maccheroni, io vedo qui pronto, Ferretto. è quello che si usava anche in passato. Sì, sempre si è usato. Le mie nonne usavano l'asticina dell'ombrello, di ombrelli vecchi. Ma infatti questi dell'ombrello sono. Anche questa? Sì. Quindi chi ha un ombrello un po' vecchio, malconcio in casa... Ormai non si possono fare più perché gli ombrelli sono moderni, non ci sono questi ferretti. Signore, i maccheroni si possono fare anche il giorno prima o magari si fanno al mattino? Sì, si fanno anche il giorno prima. Poi si mettono su a fare a seccare, su una cannizza, le cannizze quelle di una volta, e si mettono a seccare e poi si possono fare anche il giorno dopo, 2 giorni. Perfetto, allora noi abbiamo gli ingredienti pronti, non resta che mettere le mani in pasta. E incominciamo con l'impasto. Metti un po' di acqua. La quantità di acqua ovviamente poi deciderà la massaia in base all'impasto, non è proprio una quantità specifica, lei deciderà la consistenza giusta e Poi quindi si sentirà nelle mani. nelle la mani, consistenza. esatto, sì, La consistenza. non c'è una quantità specifica. Come si fa a capire che l'acqua è sufficiente, che bisogna fermarsi? Si sente nelle mani perché la pasta deve essere abbastanza dura, non deve essere morbida, sennò poi attacca il ferretto, se è troppo morbida. Infatti al posto ho lasciato un po' di farina perché se viene troppo morbida si aggiunge un po' di farina. Ora si mette sulla spianatoia e si spiana. Si deve lavorare la pasta ora. Ora si lavora per farla diventare liscia? Sì, si deve diventare liscia la pasta. Ora gliene do un pezzo alla signora, così impastiamo in 2. E si fa prima perché è di meno. Quando è poca se ne fa meno fatica. Quanta farina si impasta per una famiglia numerosa? A secondo quante sono le persone.
Questa è 1 chilo che abbiamo fatta. 100 grammi a testa, no? Diciamo 100 le grammi persone ora che li ci mangiamo sono. noi, ma una volta Un po' di più. gli uomini ne mangiavano di più. Con 1 chilo forse 6-7 persone riescono a mangiare. Ora? Ora Sì. sì, ma una volta non penso. Angela, qua sembra da me Sì, a posto. sì, ora impegniamo un po' e incominciamo a fare. Facciamo i maccheroni già. Perché Hai visto? Io È già ho visto che bella fanno pure liscia, con le uova. bella liscia dentro. Ecco, ora questa la mettiamo qua a riposare. Questa la mettiamo qua. E che fai? Non c'è il rischio che la pasta si secchi se poi non si è un po' veloce. Noi ora fare mettiamo maccheroni. una salvietta di sopra. Sì. Ecco che entra in gioco il ferretto. La manualità è proprio... Ecco qua. Ecco. Io posso metterli già, giusto? Sì. Ok. Io li passo a stendere nella cannizza. Abbiamo detto che è di sotto. Si comincia preparando quindi un filoncino. Sì, sì. Un filoncino. Di lunghezza come sono, Angela? Vanno bene? Sì. Si attaccano. Non è difficilissimo, basta prendere un po' di manualità. Loro sono esperte. Parlavamo prima della necessità di fare le cose insieme, di farsi aiutare. Infatti qui, guardate, sembra un po' una macchina da guerra, ognuno il suo compito. Lei fa una sorta di filoncino per dare poi alla signora il pezzo di pasta necessario, Sì. mentre qui si lavora con il ferretto. Perfetto, sì. E si fanno i maccheroni con il buco. Con il buco. Non è questa l'usanza in tutta la Sicilia, in realtà paese che vai è usanza che trovi, è vero? Sì, sì. Ogni imposto ha la sua usanza. Voi non preparate maccheroni senza buco? No, no. Si usano da altre parti. I maccheroni sono con il buco. Con il buco. ferretto. Nel messinese è così, anche perché con il buco magari la pasta riesce a catturare di più il condimento. Certo, il sugo entra dentro e vengono buoni. Fantastico. Qui si gioca tutto, qui si capisce se l'impasto ha la giusta consistenza perché la pasta non deve attaccarsi al ferretto. Sì, sì, certamente. Se è troppo morbida poi si attacca al ferretto. Deve essere giusto. Hai visto? Esce benissimo. Si sfila facilmente. Qual è il movimento giusto? Si usano proprio le dita, polpastrelli delicatamente? Non si devono schiacciare morte, visto? Deve uscire bene il ferretto, se no se si schiacciano poi si attacca al ferretto e non esce la pasta. Visto? Sembra facilissimo perché lei è molto brava, in realtà serve un po' di manualità. Ci vuole la manualità, se no non si esce. Noi siamo a Venetico Superiore, dove da tanti anni si svolge una meravigliosa festa con l'arrivo dell'autunno, la festa della vendemmia, in occasione della quale si preparano anche i maccheroni fatti in casa che chi viene qui può assaggiare con un buon sugo. Vediamo che è un lavoro ovviamente che richiede un po' di tempo, un po' lungo, quindi nel frattempo copriamo la pasta rimanente affinché non si asciughi. Non si asciuga, sì, perché se si lascia di fuori si asciuga e poi non si può lavorare più. E mentre voi stirate i maccheroni, qui si sistemano per un certo riposo. Esatto, sì, sulla cannizza rigorosamente, così si vanno ad essiccare, pronti poi domani o anche nel pomeriggio per poterli degustare. La cannizza, che meraviglioso strumento usato dalle nonne, Sì. soprattutto in estate per essiccare pomodori, fighi. Esatto, sì, sui balconi si vedono un po' i fichi secchi, un po' di queste primizie del posto, insomma, sì. Tradizioni della nostra bella Sicilia. Qui i maccheroni riposano, più tardi quando la cannizza sarà piena, coperti magari appunto da un panno. No? Non coperti, no, così, all'aria. Perché devono proprio essiccare. Esattamente, sì, non necessitano di copertura, vanno bene così. E possono stare anche tutta la notte. Sì, assolutamente sì, e domani si possono cucinare, senza problemi, pronti per essere degustati. Non abbiamo messo il sale nell'impasto, quindi sarà sufficiente poi salare l'acqua di cottura. Sì, nell'acqua si mette il sale, nella pasta non si mette mai il sale.
Il lavoro prosegue con tanta passione, io voglio fare i complimenti a queste meravigliose signore e chiedervi, chissà, vi abbiamo messo già appetito? Vi diamo appuntamento qui a Venetico Superiore, giorno 28, il 28 di settembre, perché ci sarà una grande festa a partire dalle 16, una festa per tutta la famiglia. Si divertiranno i bambini, ci sarà tanto da fare anche per i più grandi. Si potrà pigiare l'uva come una volta e poi si potranno gustare i piatti della tradizione, a cominciare proprio dai maccheroni al ferretto, che per l'occasione preparerete proprio come state facendo oggi. Sì, alla norma si faranno però. Verranno conditi? Il lavoro anche nei giorni a seguire fino a quando raggiungeremo appunto la quantità necessaria per la festa, ovviamente. Quindi da oggi al 28 settembre qui ci sarà un gran da fare proprio per preparare tantissimi maccheroni che poi potrete gustare venendo qui a Venetico Superiore. Dicevamo prima pochissimi abitanti, è vero? Sì, pochissimi, 180, qualcosa più, qualcosa meno, sì, perché negli anni si è spopolato, purtroppo il lavoro chiama altrove, per cui la nuova generazione tende comunque ad andare via. Quindi... Però questo significa che chi ha la fortuna di continuare a vivere qui come lei si sente proprio come in un'unica grande famiglia. Sì, assolutamente sì. Guai se non fosse così, essendo in pochi è normale che comunque ci conosciamo tutti, siamo appunto abbastanza amici e fraterni, sicuramente sì. Questo è il bello dei luoghi piccoletti, ancora nei piccoli centri questa comunità, questa unione resiste, perché in città ovviamente si è in tanti, non è facile aggregarsi agli altri, qui bene o male ancora ci riusciamo. E allora vi aspettiamo a Venetico Superiore, giorno 28, con questa grande, bellissima famiglia per gustare maccheroni al ferretto conditi con un sugo alla norma e non solo. E questo è il momento più atteso, Presidente, perché stiamo per vedere la pigiatura dell'uva come una volta, una piccola dimostrazione di quello che andremo a vedere poi il giorno 28 settembre. Facciamo la pigiatura e dopo di ciò ci sarà il famoso mosto e il vino. In questa giornata quindi saranno con noi Lina, Maria Franca e Michele. Questa è la vasca che abbiamo preparato per fare la pigiatura. Naturalmente il giorno 28 avremo un palmento più grande. Proprio, sì, un palmento vero e proprio dove si metteranno poi tutta l'uva, le cassette di uva e dove ci saranno i bambini a pigiare, sia bambini che sia anche adulti, perché questa ormai è una tradizione che tutti ci cercano, ma quando la fate anche noi adulti che non si pigia più, non si va più a coltivare l'uva e il vigneto, quindi giustamente tutti aspettano questa famosa questo momento di Venetico Superiore per la pigiatura. Questa era una terra ricca di uva. Era abbastanza ricca di uva, tutti gli anni si faceva il vino abbastanza, quindi era una bella zona. E poi veniva pure bene come vino. Lei si ricorda qualcosa? Mi ricordo sì che da piccola andavo con mia nonna a vendemmiare, andavamo la mattina nel vigneto, tagliavamo l'uva, la mettevamo nelle ceste e poi la portavamo nel palmento, diciamo. E là diciamo che c'erano pure i maschi che loro tagliavano anche l'uva e noi portavamo da bere, si cantava. E poi a conclusione ci sedevamo e mangiavamo delle cose antiche tipo olive schiacciate, formaggio, pane di casa, pesce stocco, insomma era una gran festa e poi ci mettevamo a pigiare dopo nel palmento, tutta assieme a piedinone, qualche bicchierino di vino c'era pure e quindi così. Dico, queste tradizioni secondo me non bisogna dimenticare perché i nostri nonni ce l'hanno insegnato e va portata avanti secondo me anche per i bambini, per i grandi, per tutti, perché le antiche tradizioni vanno portate avanti.
Proprio quello che sta facendo l'associazione. Certo, come no, già da parecchi anni stiamo cercando di andare avanti con le vecchie tradizioni e cerchiamo sempre di fare sempre di più. Non resta altro che dare il via alla pigiatura, tra poco porteremo l'uva e poi la verseremo qui in questa vasca. Sì, io mi laverò giustamente i piedi e poi entrerò nella vasca che arriverà la signora dalla raccolta dell'uva, la metterà nella vasca e inizierò io a pigiare. E poi lì cosa abbiamo? Il torchio per stringere l'uva. Quindi da là uscirà poi il mosto. Esce l'altro mosto che asciuga l'uva. Sogno bella, mi voglio maritare, vinni la primavera, li vennuli sun giuri, lu fuoco di l'amore, la casa mi tirò e io che sogno bella mi voglio maritare. Allora iniziamo con il lavare i piedi prima di entrare nella vasca che abbiamo preparato per questa giornata. Questa è una piccola vasca che abbiamo preparato noi per far vivere già in anticipo ciò che vedremo giorno 28. Giorno 28 settembre. Allora, là ci sarà poi un palmento in piazza. Sì, un palmento che costruiranno già i nostri uomini, inizierà la preparazione venerdì sera e si continuerà sabato mattina per iniziare poi la festa vera e propria per le 16:30 massimo 17. Faremo la mostarda dal vivo, poi ci saranno i maccheroni alla norma e per finire il nostro panino con la salsiccia praticamente e vino locale. Mi raccomando, non ve ne pentirete, veniteci a trovare. Allora voi state pigiando l'uva così come si faceva una volta, quindi magari chi è giovane non ha mai visto come avveniva la pigiatura. Si devono, i grappoli, gli aci si devono schiacciare piano piano. Così il mosto poi che uscirà verrà messo nel tino dove verrà ristretto e poi da là o si metteranno nelle botti o da quel mosto, questo che prendiamo, facciamo la mostarda. Già pronto per bere? Sì, già pronto per bere, ora ve lo facciamo assaggiare se volete. E qui abbiamo invece un mini torchio dove si stringe l'uva. Si mette l'uva dentro, poi si mette della legna per poter scendere il torchio in modo che stringe l'uva. E man mano va scendendo, va stringendo l'uva e esce fuori il mosto. E da là diventa poi vino successivamente. Ma lei si ricorda da piccolo questi momenti, la festa? Io li facevo tutti gli anni questi lavori, perché lavoravo in campagna, quindi la mattina si partiva presto per fare la vendemmia e poi si portava nei palmenti e poi si faceva la pigiatura e l'indomani, la sera stesso si postava il vino di nuovo per maturare tutta la notte e la mattina all'alba già si aprivano le vasche per uscire il vino, il mosto e poi si pigiava tutta quanta la giornata l'uva. Vi dico una cosa, per me questa è la prima volta che faccio la pigiatura perché nel mio paese io non l'ho mai fatta. Ecco, sono diventata bambina. Giorno 28 settembre ci sarà la possibilità anche per i visitatori di entrare nel palmento e pigiare. Sì, anzi meglio se sono grandi. A che punto siamo? Quasi bene. Quasi bene, dai. Piano piano. Siamo... Guarda qua già. Visto? Una tagliata, che lo faccio scivolire, tu sapete chi tu è buono e perché sto eccomi, ecco mai a fare,
che notte e giorno non posso più stare, la testa gira, mi vode furia, come gira una volta mamma, e come a fare, che notte e giorno non posso più stare, la testa gira, mi vode furia, come gira una volta mamma. E adesso si gira. Comincia a girare, a scendere, a stringere. Già il mosto è pronto? Sì, possiamo... Se lo vuoi assaggiare, questo l'abbiamo preso nella... Eccezionale. Superiore! E in Sicilia c'è qualcosa che segna in maniera netta il distacco tra l'estate e l'autunno, l'inizio dell'autunno, fatto di sapori nuovi, di odori nuovi, soprattutto quelli dell'uva, del mosto e quindi della mostarda, che oggi queste splendide signore, che si chiamano entrambe Maria, prepareranno per le nostre telecamere, vero? Giusto, certo. È finita l'estate, c'è sempre un po' di nostalgia, no? Per chi ama l'estate e il mare, però l'autunno... È anche una bella stagione perché è ricca di colori, almeno entusiasmo. Poi magari per quanto riguarda la nostra associazione, ecco, la preparazione per la festa della vendemmia è un momento bellissimo, almeno a mio parere, quindi coinvolgente, direi. Sono molto orgogliosa di fare parte di questa associazione e dare un contributo al nostro paese, perché queste sono delle occasioni proprio per valorizzare Venedico, al quale io sono molto legata, che sono una venetichese doc, ecco. Valorizzare il territorio, ma soprattutto portare avanti quei sapori di una volta, quelli tramandati dalle nostre nonne. La mostarda si è sempre fatta in autunno. Sì, così anche noi un domani i nostri ragazzi guarderanno e poi si hanno la volontà di fare pure la sua parte, ecco, di non fare perdere le tradizioni. Lei da piccola la faceva già insieme alla sua mamma? Sì, da sempre, sì. Quali sono gli ingredienti? Noi li abbiamo già preparati perché tra poco vedremo tutti i passaggi. Gli ingredienti sono: prima si deve pigiare l'uva, si prende, diciamo, il primo, una volta la chiamano la lacrima, deve essere propria la cosa principale del mosto, e poi si bolle, in base alla quantità si mette un pochino di cenere pulita, si bruciavano le viti e poi quando erano fredde veniva pulita e poi si metteva, in base alla quantità si metteva la cenere. Di solito per 2 litri io la faccio bollire 7-8 minuti e la lascio. L'indomani si filtra, si misura, perché poi giustamente fra la bollitura, fra la cenere diventa meno. E in base al mosto si fa ogni litro 100 grammi. Io uso l'amido che viene più fine e più delicata. Altri usano la farina? Sì, altri usano la farina. No, noi sempre, io ho usato sempre l'amido, sì, e viene buonissima. Allora, mi sembra di capire che è una lavorazione sì semplice ma un po' lunga, richiede almeno 2 giorni. Indubbiamente sì, perché ripeto, la pigiatura, quindi poi la bollitura e quindi poi il separare, perché chiaramente nella cenere ci sono sempre residui di brace, quindi bisogna stare molto attenti. E poi appunto il prodotto è già qui sul tavolo pronto, quindi al mosto poi vengono c'è l'amido, quindi c'è la noce che viene, quindi diciamo... La frutta secca che si usa poi un po' per guarnire anche. Noi usiamo, almeno anche a casa mia si usano le noci, e una volta mi ricordo che la mia mamma
metteva anche, grattugiava la buccia del mandarino che vedeva un gusto diverso. Un profumo caratteristico. Particolare. Io a casa mia lo utilizzo, è una cosa molto buona, cioè a me piace e quindi dico, cerco anche di trasmettere. Io non sono sposata, però dico ai miei nipoti e a coloro che seguono le nostre iniziative di trasmetterle, e questo è il nostro impegno. Ed è anche il nostro obiettivo di Onda TV e di Bella Sicilia, quello di mostrare a quante più persone possibili le tradizioni di una volta, affinché chi guarda possa appassionarsi e piano piano anche imparare. Noi abbiamo il mosto pronto, quindi il succo dell'uva è stato fatto bollire con la cenere, ma qual è il compito della cenere? Perché è un ingrediente che non dappertutto si utilizza, ma nella ricetta tradizionale è presente. Secondo me, a parte il fatto che il mosto una volta pigiato è sempre un po' aspro, quindi amaro, diciamo, e quindi si attenua, perché anche lì con la cenere bisogna stare un po' attenta, non è che si possa mettere la cenere così, dipende anche dalla quantità del mosto. Quindi il compito della cenere è di addolcire. Addolcire, non molto, perché a non tutti piace la cenere. Noi abbiamo mostrato con le nostre telecamere anche in altre occasioni la preparazione della mostarda con la cenere, e poi da casa tanti anche sui social ci chiedono: ma come, poi viene mangiata la cenere? No, perché viene filtrata. Viene filtrata, infatti già pronto qui, perché più volte, perché è normale che la cenere si deposita in fondo, quindi nel momento in cui viene filtrato, quindi ripeto più di una volta, perché è importante questo, ecco, non è che si prende il mosto e si butta pronto per la mostarda, assolutamente no. Signora Maria, un dolce che si poteva gustare subito, caldo, al cucchiaio, ma si poteva anche fare essiccare per conservarlo. Sì, d'inverno si faceva nelle, diciamo, queste a barette, diciamo, di una volta, che adesso non si vedono più. Preziosissimi, no? Preziosi. E poi si fa stare, diciamo, 3-4 giorni, e poi quando già è un pochettino asciutta si gira e si mette al sole. E deve asciugare, e poi viene offerta, mi ricordo anche la mia mamma in occasione delle feste natalizie, assieme agli altri dolci, perché in passato non è che ci fossero tutti i dolci che abbiamo oggi, e quindi veniva portata a tavola, tagliata e quindi gustata, perché anche la mostarda già asciutta è gustosa Diciamo che a Natale ci si riuniva e si mangiavano cose che definite oggi povere, ma in realtà buonissime. Come vedete ci sono, ecco, le formine che sembrano tipo una tortina, qualcosa, non è una cosa semplice così. Si metteva nel classico canniscio. Sì, perfetto, infatti. E altre cose, altri tempi, però sarebbe bello se di tanto in tanto anche sarebbe un'occasione per riunire la famiglia, quindi stare con gli amici, perché sono, ripeto, anche queste piccole cose, ecco, fanno ricordare, mamma mia, io mi ricordo quando ero piccola mangiavo queste cose, dico, è una mia opinione questa qua, e mi piacerebbe che queste cose venissero valorizzate dalle nuove generazioni, perché purtroppo tante cose stanno per scomparire, ma il nostro compito è quello di trasmettere più che possiamo. Il vostro compito sarà anche quella di preparare la mostarda a Venetico Superiore in occasione della festa della vendemmia. Sì, senz'altro, sì. La preparerete proprio dal vivo? Sì, dal vivo, è una manifestazione molto bella, siamo lieti di poterla fare, con l'augurio che ci sia una bella giornata, perché anche questo è importante. Riepiloghiamo velocemente gli ingredienti. La mostarda, il mosto. Ogni litro si mette 100 grammi di amido, poi all'ultimo si mette la cannella. Quando già è quasi cotta si aggiungono le noci, e si fa girare col mestolo sempre di legno, e poi quando vediamo la consistenza si mette nei piatti, nelle cosine qua, diciamo all'antica, alle barette, come si chiamavano una volta. Quindi pochissimi ingredienti. Quando è freddo, se lei la fa la mattina, già il pomeriggio la può mangiare, che è buonissima, perché fresca, ha un gusto eccezionale. Allora, andiamo a prepararla e speriamo anche di poterla gustare. Certo. Sempre col colino per non rimanere residui, ma non ci sono più residui. Allora, intanto aggiungiamo l'amido. Già pesato. Sta pesato. Bella liquida e senza agrume.
Ovviamente questo passaggio va fatto quando il mosto è ben freddo, deve essere... L'indomani. Perfetto. E si inizia a girare, sempre alla stessa maniera, da una parte. Lo stesso verso, diciamo, Dunque si mescola di continuo, non ci si può fermare. Infatti quando Maria si sente stanca ci sono io che do il cambio, Maria. Il liquido deve giungere ad ebollizione? Sì, si deve addezzare. Signora Maria, ma quando lei era piccola, il mosto come si procurava? Magari eravate voi stessi in famiglia a pigiare l'uva, avevate l'uva? Sì, mio marito aveva il palmento, prima c'era l'uva fatta da noi, poi col tempo, i tempi cambiano giustamente, ora si compra. Fino a poco tempo fa c'avevamo il palmento, perciò e subito come lui la pigiava, quella dovevamo prendere, si prendeva, si bolliva di subito, di corsa. Sino a poi quando il mosto bolle non viene più buona. Anzi anticamente si faceva pure, diciamo, il vino cotto, la marena, che era un dolce, adesso non si fa più. Ancora si fa comunque. Io non lo faccio. Dunque l'uva raccolta nei vostri campi veniva pigiata, come si faceva una volta, a piedi scalzi? Sì, a piedi scalzi. Noi c'avevamo il palmento, adesso non più, l'abbiamo tolto. E lei ha vissuto in pieno tutte queste fasi, questi momenti? Sì, pure gli antenati, mio suocero. Io ho pigiato da piccolina, frequentavo qui un palmento bellissimo e era un divertimento per noi ragazzi, altro che telefonini, si andava e si pigiava, anche se a casa poi si arrivava con i piedini tutti, ma era un divertimento, era pure anch'io avevamo e ce l'abbiamo un appezzamento di terreno, quindi mi ricordo che papà aveva gli operai, si raccoglieva quest'uva e veniva portata a questo palmento e quindi poi si pigiava una festa, il tutto poi veniva diciamo arricchito da un pranzo, una cena, dipendeva un pochino dalle persone. Bellissime occasioni e si mangiavano pasta e fagioli, il pesce stocco con le patate, cioè era una festa che purtroppo di tutto di più, però Maria in tempo antichi il salame ancora non è che diciamo c'erano una pasta e fagioli e il pesce stocco era di prassi, quindi in queste feste della vendemmia meravigliose, un ricordo bellissimo, era una festa d'unione, si cantavano, c'erano dei canti molto belli, mi ricordo io ragazzina qui a Veneto, delle signore che venivano ad hoc in occasione della vendemmia a cantare, aiutavano, venivano pagate e cantavano questi canti ad hoc. Io non me li ricordo più perché insomma ero ragazza, però fino all'età di 12 anni frequentavo il palmento, ecco, perché ripeto ce n'erano parecchi anche qui nelle varie case. Torniamo al mosto. Si bolliva subito, ha detto, per non fargli perdere quel sapore, quel profumo caratteristico, quindi anche la cenere doveva già essere pronta. Una cenere ottenuta dal legno della vite bruciato. Sì. E come si dice, era quello, diciamo, la cenere della vite. I famosi sarmenti. Si bruciava prima, il giorno prima, poi si raffreddava, poi si doveva filtrare pure la cenere e si conservava. Ok, fino ad arrivare a questo mosto quindi ormai addolcito, pulito, filtrato. E la cenere che fa addolcire, già sta cominciando ad addezzarsi. E dopo un giorno di riposo il mosto è pronto per essere cotto come stiamo facendo qui con l'aggiunta di amido. Sì. Pochi minuti e sta cambiando consistenza, è vero? Certo. Vede come cambia colore? Quando giunge ad ebollizione, quanto ancora deve cuocere? Poco. Era abitudine unire della frutta secca, noci, ma anche mandorle, nocciole, a seconda? Ce l'abbiamo qua. Posso? Sì. Hai visto come? Si vede che va bene così. ci siamo. Sì, tutto a posto. E qui entrano in gioco queste fantastiche formine che ormai sono quasi introvabili. Sì. Sono sue, signora Maria? Sì. Erano della sua mamma? Sì. La mostarda va messa qui ancora caldissima. Sì.
Vediamo che queste formine hanno dei disegni, quindi quando la mostarda si capovolge... Sì, questi formine vengono evidenziati proprio... Poi si girano e viene a forma di fiore, ecco, è una tortina, diciamo. Dipende da che cosa c'è sotto, ecco, che è stato evidentemente perché ci vuole molta bravura a fare queste forme, che, ripeto, non si trovano più. Io le custodisco in maniera cara, veramente. Un altro che la facciamo. Sì. La cannella, come ultimo... Anche questo per dare l'ultimo tocco. Sì, un pizzico di dolcezza, di raffinatezza, direi. Il nostro dolce è completo, può riposare quel tanto che basta. Sì, per assaggiarlo. La può assaggiare pure subito. Certo, chi non l'ha mai assaggiato deve venire a Venetico Superiore il 28 settembre a partire dalle 16, perché in piazza sarà preparata dalle signore in persona e potrà essere gustata appunto da tutti i presenti, quindi qualcosa di imperdibile. Vi aspettiamo a Venetico Superiore per la festa della vendemmia. Io intanto approfitto perché questi sono davvero privilegi. Ecco qua, è calda e ancora molto molto morbida. Ma fra un'oretta è perfetta. L'odore. Il gusto. È fatta a regola d'arte. Complimenti. Abbiamo fatto del nostro meglio, ci teniamo a fare le cose in un certo modo, benino. Vi auguro buona giornata, vi aspettiamo giorno 28. Ci vediamo a Venetico. Grazie, a Venetico, sì. Buona giornata e ci vediamo, ok? E abbiamo visto la preparazione dei maccheroni, abbiamo visto la preparazione della mostarda come una volta, abbiamo visto la pigiatura, un'anticipazione, una prova tecnica di quello che andremo a vivere e a vedere giorno 28 settembre qui a Venetico Superiore, in questo bellissimo borgo. Sarà l'occasione anche per visitare magari la piazza, la chiesa madre e poi lì sopra anche per vedere il castello da questo angolo molto panoramico. Sì, è un'occasione anche per visitare il paese, perché anche se è piccolo c'è tanto da vedere. Il castello che lo stanno pian piano ristrutturando. È importante mantenere vive queste tradizioni e soprattutto non far morire questi piccoli borghi che hanno tantissime potenzialità. Noi ce la stiamo mettendo tutta, infatti come ha detto la signora Marica il castello già fra non molto si può visitare, poi se lei ha notato la fontana è stata ristrutturata, la chiesa e tutte le chiese, 7 chiese ci sono state tutte ristrutturate e se andiamo a vedere il paese lo vedremo abbastanza pulito, se vogliamo essere sinceri. Venetico Superiore è il piccolo borgo di Venetico. Sì, se è un piccolo borgo di Venetico, questa è la cosa più importante, ma noi consideriamo sempre che Venetico Superiore e Venetico Marina è la stessa cosa, ecco, ognuno fa la sua parte, speriamo bene. Quanti abitanti continuano a vivere qui in questo borgo? Qui sono esattamente 180 abitanti, però sappiamo che durante il periodo estivo la popolazione triplica, arriviamo anche a 700-800 persone, perché sono molti migranti, insomma molti turisti e di conseguenza in estate si svolgono le attività più importanti dell'anno. Ricordiamo che in occasione della festa della vendemmia ci sarà la possibilità anche di visitare un antico palmento. Sì, ci sarà la possibilità di visitare l'antico palmento che sarà proprio adiacente alla piazza dove andremo a fare la manifestazione e la guida che spiegherà quello che veniva fatto, ecco. Abbiamo anche l'assessore al borgo Tiziana Lesci del Comune di Venetico. Salve a tutti, benvenuti in questo piccolo borgo, anche quest'anno con la festa della vendemmia, c'è un paese un po' in fermento, avete visto, preparazione dei maccheroni, pigiatura già dell'uva, tutto pronto per questa bella festa che giunge alla 11ª edizione. Io ho la delega al borgo, sto cercando in qualche modo di impegnarmi da 2 anni per lo sviluppo di questo piccolo borgo. Diceva il Presidente
brevemente poco fa, insomma, delle chiese belle che ci sono, del castello. Una parte dei lavori del castello sono stati ultimati proprio nel mese di agosto e aspettiamo il collaudo per renderlo fruibile e poterlo quindi renderlo anche accessibile ai visitatori. Dopodiché è stato messo a finanziamento anche il restauro di questa piazza San Nicolò, piazza Duomo, unitamente alla fontana. C'è già stato anche il parere della soprintendenza. Aspettiamo di poter scalare la graduatoria per poter eventualmente fare cominciare i lavori. Quindi non resta altro che dare appuntamento per giorno 28 settembre, sarà l'occasione anche per visitare i vicoli e la piazza di questo borgo. Assolutamente sì, ripeto, ancora abbiamo qualche difficoltà per il castello, però le chiese saranno certamente aperte, c'è una collaborazione anche con la parrocchia e anche, dico, soprattutto l'antico palmento, non so se ne avete parlato, anche quest'anno la famiglia Sindoni metterà a disposizione il palmento che era di famiglia, per cui ci sarà una visita guidata, e tutto anche in collaborazione con la scuola, per cui i bambini potranno, oltre che pigiare l'uva in piazza, anche vedere, visitare questo antico palmento e quindi vedere anche la storia di questa tradizione.